Eccoci alla nuova puntata di... Perché fai il muretto? Mica dovevo copiare. Ti ricordi quando facevamo il muretto con gli astucci perché la gente copiava? Allora picco, mettevi l'astuccio. Quella a 3 piani. Lo mettevi di lato quello grosso. Vai, vero? Vai. Che di camera? Show. Vai. Allora. Vai, vero? Allora, buongiorno a tutti, siamo alla Forum Internazionale del Mugello per la Coppa Italia FMI 2012, campionato italiano SI. Qualifica e prova primo. Sai vero, sono due categorie? Sono due categorie. 2,50 e 120. Sì, beh, sicuramente due categorie, che sai, mica tutti sono uguali. Siamo il 29 settembre 2012, abbiamo iniziata alla... Come sono andate queste qualifiche? Allora. Faccio la pole nella 2,50. Vai. No, sere, c'è No, sta tranquillo. insomma, vincione al pole, nonostante il nome, insomma, posso indurre a cattive supposizioni sul soldo, però è arrivato primo, la sua Kawasaki, tutto a posto. 2 minuti 11 e 2,51. 2 minuti. No, 2 ore forse. No, con uno è un minuto, no? Ok. Ecco. Facciamo invece, non si può dire la stessa cosa del povero Esposito S. Però c'è scritto Team Milano 1904, ma Esposito mi sembra più di Napoli, no? Bene. Ok. Cioè il pubblico sta ammirando. 2 minuti 31 e 0,45, ma sono un po' più Tardi. bene, sorseggio un altro po' del caffè. Che bella tazzina. Non riesco a mangiare da sinistra. Bene. Invece il primo posto del campionato 250, del campionato 125, troviamo la nostra promessa, Alessio Lessa, direttamente da Grosseto. Bene, sono da fargli complimenti, ha gareggiato bene alla sua Aprilia. Ha gareggiato. Però ecco, lo segue De Luca M, appunto, quindi penso De Luca Margheri, mi sembra. De Luca M mi viene Mi sembra siamo Marco. Sembra siamo Marco. Mi sembrava Margheri, scusa. Con San Giorgio di Riviera, forse. San Diader. San Giorgio di Ader. Si ritorna con la 250, Lucerno fuori, no, forse hanno sbagliato a scrivere perché è un po' incomprensibile, no? Drago, ecco, Drago Italian Riders. Calvizzano? Di sicuro è molto più rider di Calvizzano, no? Almeno Italian Rider, no? Calvizzano GG, ma insomma, anche il suono, la vocalizzazione ha tutta una sua parte. Bene, non sapevo, ecco, la sorpresa di questo campionato è stato Boscolo, Massimiliano, io pensavo che correva di moto, invece l'ho trovato qui, certo, non è fatto un tempore, però insomma, va bene, no? Bene, comunque siamo a settembre, quasi ottobre, tempo di raccolta delle olive, infatti il nostro oliva non c'entra un cazzo. si qualifica con la sua Piglia 125 e il numero 26, Puglia 26, insomma ci fa ricordare anche altri campioni, vabbè. Possono anche andare. Bene, direi che con questo posso chiudere, è stato un piacere discutere con voi. Fai complimenti a chi
carica, ma carica non è lì, Allora, No.